In tempi brevi si risolve, questione di qualche giorno. Parola dell'assessore e vicepresidente della provincia autonoma di Trento Mario Tonina. L'attesa è per il varo del piano della sicurezza per la riapertura del ghiacciaio della Marmolada, una relazione tecnica elaborata dalla Protezione Civile trentina che entro questa settimana consentirà la sospensione o addirittura la revoca dell'ordinanza di agosto del comune di Canazei, fortemente sostenuta dagli impiantisti della società bellunese Marmolada SRL, al momento in estrema difficoltà in vista dell'avvio della stagione invernale. Stamattina proprio Marmolada SRL e Comune di Roccapietore hanno investito della questione il consorzio Dolomiti Superski. Il Dolomiti Superski è una voce importante fra gli imprenditori delle Dolomiti, forse la voce più importante, quindi crediamo che avere alleato il Dolomiti Superski sia la cosa primaria. È un alleato perché per il Dolomiti Superski la Marmolada chiusa è sicuramente un punto negativo. In una duplice missiva, impiantisti e amministrazioni di Roccapietore chiedono al consorzio Dolomiti Superski di assumere ogni azione utile a consentire l'avvio della stagione invernale essenziale per la comunità, sia sotto il profilo economico che sociale. Ufficialmente il consorzio finora ha tenuto un profilo basso, preferendo stare alla larga da una questione politico-amministrativa che è diventata tale dopo la presa di posizione netta della provincia di Trento di qualche giorno fa. La sicurezza delle persone prima degli aspetti di ogni natura, la dichiarazione ufficiale dell'ente guidato da Maurizio Fugatti, che ha annunciato la conclusione del lavoro dei tecnici chiamati a svolgere accertamenti in grado di dare indicazioni inconfutabili e funzionali alle previsioni gestionali future del ghiacciaio. Una linea tutt'altro che soft, quella di Trento. Bonari, fino ad ora, i solleciti inviati dal bellunese, che pur avendone facoltà, ha evitato la strada dei ricorsi amministrativi. Non stiamo cercando la lite, ma stiamo cercando di capire il perché probabilmente hanno i motivi, che ce li dicano.